Buongiorno, buon lunedì. Oggi c'è il sole per il momento. Devo andare a comprare il pane, quindi devo vestirmi. E ho il mio latte e Nesquik qui. Outfit della mattina, poi appena torno a casa mi ricambio. I soliti pantaloncini, la canottiera questa qui che è dei cinesi, fatta così. Se poi va tutta su, non so perché è elastica penso. E questa è bella lunga e larga. E poi ho una giacchina e anche questa era di mia mamma, mi è un po' grande effettivamente, ma io faccio finta di niente e la utilizzo lo stesso, è un pochino grande. Poi ho messo sugli orecchini nuovi che ho fatto io, che poi voi vedrete queste creazioni tipo ottobre. Ho programmato i video tanto in là, quindi abbiate pazienza, arriveranno anche i video con la resina, ma sì, mi sono fatta questo paio di orecchini. E i capelli sono rosa sbiaditissimo perché lavandoli ogni giorno la tinta va via essendo semipermanente e quindi stanno diventando sempre più chiari e fanno senso. Cioè qua sotto sono rimasti colorati, però quelli qua sopra che prendono il sole sono sbiaditi, sono di questo rosa strano, sono veramente strani. Vabbè, comunque vado a prendere il pane. E sì, è uscito il sole, si vede la luce. È pomeriggio, mi sono persa completamente, non mi ricordavo di dover registrare. Ho Peppe che mi sta facendo i massaggi. È così. Adesso mi stavo per mettere a editare video, anche se ne stavo guardando uno. Ecco, già andato via. È andato via, si mette lì adesso. Poteva stare sulla mia schiena. Vabbè. Comunque, mi sa che ci vedremo domani, ma io questa settimana in realtà avrei diversi programmi, c'è anche una gita di mezzo. A dopo o a domani. Ciao ciao. Buongiorno. Oggi è martedì. Sono appena alzata e sono alle 7:15. Ecco, sì, ieri sera ho fatto ordine perché c'erano giochi ovunque in questa stanza, quindi li ho tolti tutti. E aspetto a aprire queste finestre perché non c'è sole, ma in teoria non dovrebbe neanche arrivare il sole. O forse ne viene ma poco. Adesso vi appoggio un secondo, se sta lì, perché attacco il computer. Che ieri praticamente ha fatto temporale tutto il tempo, cioè da ieri sera più o meno ha iniziato a far temporale. Il tappeto del bagno. Va bene, faccio colazione. Ore 10:30, sono tornata. Pepe, posso? Posso? Grazie, devo alzarmi. Sì, i due gattacci sono qui e Pepe adesso è lì che annusa dove sono stata seduta. Cosa c'è? Sei bello. Sì, facciamo le sfilate di moda. Vero? Sì. Le sfilate di moda. Che odori ho addosso? Di altri gatti? So di altri gatti ovviamente. Dunque, avevo già fatto tutto qua, quindi sono abbastanza avanti oggi. Non so che cosa faccio, mi piacerebbe mettere lo smalto, ma non so se pitturo sta settimana, quindi in teoria dovrei imbiancare, finire, ma finché non ho il colore, cioè rendetevi conto che io devo ancora staccare lo scotch dal lampadario. Mi continuo a dimenticare di giorno in giorno di staccare quel maledetto scotch dal lampadario, perché ogni volta sono qua, lo vedo, poi mi dimentico e rimane lì, per cui è ancora lì attaccato. Adesso vado a prendere lo sgabello e lo faccio, perché se no, se rimando di nuovo, mamma che cado, sono alzata troppo di corsa, se rimando di nuovo rimane lì ancora per un mese. Mi metto qua, si vede il lampadario, ecco, così vedete quello che faccio. Fatto, finalmente ho fatto. Insomma ci vuole, no? Ecco, era ora, perché ogni volta mi dimenticavo di fare sto lavoretto. Adesso riportiamo lo sgabello di là, gatti, lo scotch lo buttiamo e basta. Anche oggi sono qua sul letto con Panna di fianco e Pippo è là e Pepe boh, non lo so dov'è. Sono qui, ho registrato un video che non so quando manderò online,
probabilmente o questa settimana o la prossima, non tanto più tardi, forse questa settimana, non lo so. E niente, io ho già mangiucchiato e sto aspettando Franz, solo che mi ha chiamata nel mentre stavo facendo un video e quindi si è interrotto il video usando io il telefono, sapete com'è, e mi ha chiamata che arriva tardi, mi ha avvisato insomma. E sapete una cosa, oggi è una giornata autunnale, cioè la luce è autunnale al massimo. È arrivato a raccogliere le patate. No, è il bosco. Sì, ci sono degli alberi un po' meno colorati adesso, sì, e alcuni secchi. Sì, sta iniziando. Che palle, io odio aspettare perché non posso iniziare a far niente, no? È arrivata una bolletta. Sì, è arrivato il metano, però dai, niente male come bolletta. No, poi è il pagamento entro il 20 di settembre, quindi c'è tempo. Boh, non so cosa devo fare. Devo editare il video che ho registrato prima. Devo aggiornare un attimo l'agenda, il diario e basta, non ho altro da fare oggi. Forse creerò e forse invece mi stuferò tipo per tutto il pomeriggio a non fare niente, girerò avanti e indietro per la casa senza combinare niente come sempre, quindi è meglio che mi metto a creare qualcosa. Meglio di sì, va bene. Mi metto a fare video editing. Salve, buon pomeriggio barra sera. No, sono le 17:39. Questo segna il mio computer. E volevo struccarmi prima, poi sono ancora truccata. Ma non devo andare da nessuna parte, quindi mi sa che tra un po'. No, secondo me stasera come sempre. Ma cosa volevo dirvi? Ah, sto aggiornando lo shop online, quello su Miss Hobby. Ho solo quello. E sto aggiornando anche le foto perché le ho rifatte, li devo rifarne anche di altri orecchini perché non mi piacevano. E quindi adesso ho rifatto alcune foto, ho fatto foto nuove di tutto quello che c'è insomma. Poi ho anche questo lotto qua di perline, filo e aghi. Il filo è grigio chiaro e della Miyuki e quindi sto aggiornando appunto perché è ora di aggiornare. Ho ascoltato musica fino adesso, l'ho stoppata solo perché mi sono messa a fare il pezzo di video, solo per quello, e quindi sono davanti al computer stranamente. E boh, adesso mi sono fatta una tisana calda perché adesso inizia la stagione di nuovo delle cose calde. Tutta l'estate ho bevuto quella fredda e adesso inizia la stagione di quella calda perché è freschetto fuori oggi, cioè si sta bene però ho bisogno di qualcosa di caldo e quindi non ho combinato molto neanche oggi se non fare foto e decidere varie cose e quindi niente, io vi abbandono, ci vediamo domani. Buongiorno, cosa giorno è oggi? Mercoledì. Buon mercoledì. Allora, chiudo le finestre. Sono alzata da un po'. Non so, sono le 8:20, 20 qualcosa. Devo andare a vestirmi perché vado in posta a pagare l'ultima rata e vado anche a comprare il pane perché siamo sempre senza pane. È un periodo che mangio tanto pane io e infatti mi sto gonfiando tantissimo, quindi mi sa che dovrò smettere di mangiare così tanto pane. Ho scelto gli orecchini, metto su questi qua, però li ho tirati su i capelli così perché qua sono più corti e mi arrivano davanti. Allora mi tocca tirarli su. Sto cercando di lasciarli sciolti, ma sapete che per me è un po' difficile perché mi vanno sugli occhi, mi danno fastidio, per quello li tengo sempre legati. Però sono belli sciolti. Poi adesso sono rosa chiaro. Devo rifare la tinta. Vi ho detto che la rinnovavo questa settimana, ma non credo di farlo. Vediamo quando avrò voglia. Domani in teoria dovrei andare in gita, ma non ho ancora avuto notizie di dove. E allora, siccome sceglieva la mia amica dove, però non l'ho ancora sentita e quindi non lo so. Vabbè, guardate la mia nuova canottiera di Wish, è fatta così, con le coppe già preformate. È bellina, io la uso solo la notte, Sì, la uso per la notte. È bella. Vabbè, dunque, pagata 3 euro, spedizione di 1 euro.
e ne avevo presa un'altra, l'ho data alla mia amica, però mi ha detto che lei è grande, allora penso me la ridia indietro. L'altra è blu. Va bene, devo mettere la crema qua sotto perché non è tanto secca, però sono abituata a metterla la mattina e sera adesso. Se non la metto, guai a me, mi viene prurito perché si secca la pelle tantissimo e quindi devo metterla assolutamente. Stavo pensando, allora sono andata in camera a vedere di mettere degli orecchini diversi da questi qua. Allora intanto mi sono messa 2 bracciali. Questo qua era stato comprato da mia nonna, me l'aveva regalato, è in pasta polimerica, cioè le perle sono di pasta polimerica rosa con i fiorellini, e questo qua è quello in spirale russa che avevo fatto anni e anni fa, anzi non ne ho fatto uno, ne ho fatti tanti di più e sono in vendita nello shop Misobi, ve li faccio anche vedere. Eccoli qua, sono diversi colori, li ho messi proprio in vendita, ho rifatto le foto ieri e le ho sistemate, quindi se andate nello shop trovate tutto aggiornato e sono scontati del 30%, cioè tutte le cose che sono nello shop da un'eternità sono scontate del 30%, mentre invece quelle nuove che ho appena inserito ieri sera non sono scontate ovviamente, però questi qua sono tutti scontati. E pensate che comunque sono fatti a mano e ci sono perline, c'è lavoro dietro, per cui c'è tanta pazienza dietro questi, perché la spirale russa è sempre lo stesso lavoro, è abbastanza lunghetta. Arriverà il tutorial qui sul canale, la prossima settimana dovrebbe arrivare, se non la prossima quella dopo, adesso non mi ricordo. Comunque sono belli, questo qui invece è per un polso molto piccolo, c'è comunque la catenina, però è comunque per un polso piccolo, infatti anche quello che ho io è per un polso piccolo, l'ho fatto apposta, cioè li ho fatti basandomi sul mio di polso. Questo qua invece è senza catenina, è libero, per cui sì, va bene per un polso piccolo anche questo, ma anche se è un po' più grande va bene lo stesso, anche se rimane così il bracciale. E comunque sono in filo armonico all'interno. Ecco, stavo guardando queste cose e ho trovato questi orecchini, quindi quasi quasi mi metto su questi. Cosa dite? Non lo so se mi stanno meglio questi, visto che sono tutta di rosa. No, non mi dicono niente, no. So che fanno una certa figura, però non mi dicono molto, Non lo so se tenere su questi. Vabbè, dai, tengo su questi tanto. Comunque i bracciali li ho messi. Ecco qua. Adesso me li porto via, quindi se andate nello shop e trovate qualcosa di carino, insomma. È che non riesco a avviarlo questo shop, io non so, ma non penso di avere i prezzi così alti. Non lo so, non capisco perché non va. Boh, sì, è tutto fatto a mano, non è che compro dai cinesi e rivendo, quindi non lo so. Tutta roba originale mia, fatta da me, con le mie mani, con la mia pazienza, il mio tempo. Ma niente, non funziona. Ok, sono pronta per andare. Se no arrivano le 10 e sono ancora a casa. È sera. Io mi faccio vedere solo adesso, c'è il sole adesso, al momento peggiore io mi metto a fare video. Sono davanti al Bar Bianco a Thai di Cadore. Il Bar Bianco è un bar dove vendono formaggi, tutte produzioni magari locali, tutte cose particolari, artigianali, insomma formaggi buoni di tutti i tipi. Poi c'è anche gelato adesso, ho visto che sto guardando adesso, lo stanno sistemando e niente, vendono mi pare anche farine particolari, adesso non mi ricordo, ma diversi prodotti anche tipici. E niente, siamo state praticamente io e mia mamma all'Eurospin, dall'Eurospin siamo venute qua fuori, siamo andate a Calalzo, al Lidl, e lì ho trovato la mia amica, quindi domani andiamo in gita e abbiate pazienza per la luce, ma purtroppo è così adesso. Siamo appunto ferme qui e poi andiamo a casa perché sono già le 18:51, cioè già tardissimo. E stasera penso farò pasta, adesso sta arrivando mia mamma, quindi ci sentiamo domani e vi aggiorno. Buongiorno, buongiorno, io sono in partenza per la gita che vi ho detto al lago di Braies, quindi niente di che, ma vi riprenderò qualcosa perché altrimenti non vi faccio video oggi e quindi vi riprendo qualcosa lo stesso anche se l'avete già visto perché so che piacciono i paesaggi
E oggi spero andrà meglio la giornata, anzi sicuramente andrà meglio perché comunque sto via da casa, sto fuori, sto nella natura e quindi andrà meglio, ma non riesco a tenere il telefono su. Aiutatemi, non sta sul telefono. Ecco, tutto è a posto, i capelli li lascio così perché non ho voglia di fare niente, di truccarmi. Tanto devo andare comunque a un lago, quindi non ha senso, non avrebbe senso. Dunque, quindi sto così al naturale. E l'unica cosa, voglio mettere degli orecchini e non so, oggi metto proprio questi perché c'è il sole. Perché c'è il sole e oggi metto questi orecchini. Non so se portarmi anche il deodorante perché in genere mi porto tutto dietro. Mi porto anche questo. Io porto tutto dietro, tipo mezza casa. C'ho uno zaino che è colmo e pesa. C'è il mio solito zaino, ma è pieno di roba. Non lo so dove penso di andare, sul K2, sull'Everest. Penso di sì. Data la pienezza, mi sa proprio di sì, che sono convinta di andare in posti del genere. Va bene, è perché ho anche il cambio, tutto da mangiare, da bere, insomma ho un po' di cose, perché comunque lassù costa la roba se si vuol bere qualcosa o mangiare qualcosa. Mi porto dei soldi dietro, ma alla fine costa e quindi è sempre meglio portarsi la roba da casa. Va bene, io sono pronta, mi servono solo le scarpe e non metto gli scarponi oggi, che bello. A posto, si parte, tutto ok, i gatti sono dentro, hanno già capito che sto andando via, la molletta ce l'ho in testa, a posto, posso andare via. E va bene, ciao ciao! Rieccomi dopo qualche ora, siamo qui già al lago, ci siamo già bivaccate, formiamo questo nuovo verbo. Stiamo andando alla macchina, non so quanto sentirete col vento, ma sì, stiamo tornando alla macchina. Sono a casa, ho già fatto la doccia, è stata una bella giornata. Adesso penso stia arrivando la pioggia, perché ci sono nuvoloni neri, però io vi do la buonanotte, anche se non è sera. Però insomma vi saluto e vi aspetto alla giornata di domani. Ciao! Buongiorno, oggi è venerdì e io mi stavo dimenticando di registrare l'ultima giornata del weekly e in realtà mi stavo dimenticando perché sto programmando i vari video che ho tutti privati, adesso li ho caricati tutti quelli che avevo fatto, tranne uno che devo ancora editare. Dovrei andare da mia nonna a portarle gli orecchini che oggi è il suo compleanno, però non lo so. Comunque il tutorial di questi orecchini del modulo lo trovate online, lo troverete online questo lunedì che viene, e gli orecchini che le ho fatto sono questi qua. Sì, sono questi, e l'ho chiamato modulo Sorapis perché il colore dei cristalli mi ricorda l'acqua del Sorapis e quindi del lago. E quindi le ho messo questo nome a questo modulo. E volevo dirvi che domenica vedrete un video, cioè domenica, cioè domani, sì, vedrete un video e io toglierò la possibilità di mettere commenti perché so già che mi arriveranno dei commenti che mi erano già stati scritti in un altro video, e quindi per evitare di creare discussioni e polemiche io vi tolgo la possibilità di commentare, perché dirò certe cose all'inizio del video che molto probabilmente non staranno bene a diverse persone che mi seguono, di conseguenza tolgo la possibilità di commentare, perché non ho voglia di paranoie sotto il video e quindi faccio così per risolvere. E nient'altro, continuo con le mie cose. Oggi dovrebbero arrivare anche 2 pacchi, uno della pappa dei gatti e vi farò vedere che cosa ho preso, farò il video apposta, e un pacco invece della Avon e se volete vi faccio il video anche di quello. Ecco, ho pulito casa e mezzogiorno e 10 circa. Ho preparato, vi faccio vedere che cosa ho preparato oggi e non faccio anche carne, melone e prosciutto, e però penso di fare anche carne comunque insieme, se no Franz non basta melone e prosciutto.
e ho la roba stesa anche sulla terrazza. Ho messo lo stendino di qua perché c'è il sole, c'era il sole, non c'è più, è tutto nuvolosissimo di nuovo, si era rasserenato un po' e poi è tornato tutto nuvoloso, però come clima non è male. E ho fatto anche il letto con le lenzuola pulite e niente, di là ho steso sia in poggiolo e ho steso sia di là in terrazza. Non so se si vede lo stendino, beh, insomma è lì. Comunque sono contenta di avere già sistemato la stanza. Volevo farvi un video che riguardava proprio questo, ma poi ho deciso di non registrarlo oggi, lo faccio un'altra volta. E nient'altro, adesso inizio a chiudere queste finestre perché alla fine aria ne è passata tutta la mattina e quindi adesso si può anche chiudere. Dopo tirerò dentro la biancheria. Nell'attesa che arrivi il corriere o che arrivino i corrieri, non lo so ancora, mi metto a graficare un po' col computer e poi faccio la merenda perché sono quasi le 4 e basta. Il sole va e viene oggi, si sta bene, veramente bene, e ho rasato i capelli, si vede, li ho rasati e di conseguenza mi sono dovuta fare la doccia perché rasandoli, essendo corti i capelli corti si appiccicano ovunque. Però era un po' di giorni che volevo farlo e non mi mettevo mai e alla fine oggi ho deciso di farlo. Però vi ringrazio per aver guardato questo weekly, spero di avervi tenuto compagnia. Vi aspetto la settimana prossima con un altro weekly vlog. Ecco, un'ultima considerazione che vi faccio per questo video. I miei tutorial non sono proprio tanto visti, no, una volta erano vistissimi, cioè diciamo che ero conosciuta per fare tutorial sulle perline, mentre adesso, nonostante io ogni settimana ne faccia uscire uno, più o meno, non sempre, ma non riesce a ripartire questa cosa, non riesco a farmi riconoscere di nuovo, boh, non lo so. Va bene, niente, questo era un pensiero che avevo adesso. Vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto alla prossima.